La sera era triste, credo che stesse per piovere. Della strada quasi buia si intravedevano di rado i visi dei pochi passanti ancora in giro. Io mi stavo recando nella biblioteca del centro storico, allorquando ti notai nella piazza pubblica, seduta all'indiana, in prossimità di una mastodontica trave di cemento. Eri intrisa di vento e circondata da una solitudine immensa, a causa della quale non me la sono sentita, come molti fanno nei tuoi confronti, tranne i tuoi spacciatori, artefici del tuo inferno, fingere di non conoscerti, dimostrando indifferenza verso di te. Nel momento in cui mi sono materializzato al tuo cospetto, sei rimasta meravigliata nel rivedermi, come se qualche buon tempone amante dello scherzo crudele t'avesse detto che ero morto. Celavi, per pudore, la gioia di rivedermi. Allora, dopo che ti lessi quella mia poesia su Genova, la notte e le sue luci, ti sei alzata e ti sei rifugiata tra le mie braccia, comunicandomi in silenzio il tuo bisogno di protezione. Di fronte alla tua silente richiesta di aiuto, ho dovuto vincere un'emozione fisica che stava assumendo le caratteristiche di una pericolosa deflagrazione emotiva. Stavo entrando dentro la tua vita convulsa e inafferrabile, maledetta, cocciuta, contro ogni ragionevolezza. Intuendo il mio nascente amore salvifico, avresti, per amore della droga, eluso ogni tentativo di incontro contro il sottoscritto. Da quel momento, infatti, carico di paure, sarei scivolato, povero me, in una sorta di sortileggio kafkiano assurdo, crudele, incomprensibile, irrevocabile, doloroso e disumano. Oggi, mentre percorrevo via Dante, ho notato la tua presenza lontanissima, un puntolino appena visibile che si muoveva come una formichina nervosa, e io so la natura di quel nervosismo. Mi dava angoscia il fatto che tu fossi così lontana e quindi difficilmente raggiungibile. Inoltre mi pesava il fatto che non ci vedessimo da 2 settimane. Chicca, perché non riesco a vederti? Perché? Buonasera a tutti. Questa presentazione sul libro deve essere bilingue questa sera. Siamo meda contenti che William, quando ha deciso di fare questo libro, non è stato coinvolto, ma coinvolto personalmente come associazione alla Simbolo a ripresentare questo libro. E noi la vogliamo come un orgoglio e una soddisfazione, e l'abbiamo accettata volentieri. Uno che avete William fa parte di questa famiglia nostra culturale della Simbolo. La Simbolo è un'associazione che fa questa serata, che giuga questa cultura in tutta la Sardegna, e ha questa sede in Ursi, e in Ursi siamo costruendo una famiglia di persone, poeti, artisti, gente che hanno questa cultura, e stiamo crescendo bene. L'ultimo che abbiamo fatto sul circolo in Tattari, la Lucciola, un circolo storico che ha da 60 anni all'ultimo questa diese, e lì noi siamo accogliti bene, e abbiamo fatto il capogiutto basare la cultura e tradizione. Questo circolo si aggatta proprio sul centro storico di Tattari, proprio più centro di Caio, si può, del vicolo, delle campane, e si storia che William ha ambientato il suo libro è proprio nascita in questo centro storico, e tutto è nascita di lui. Prima di farvi raccontare a William questo libro, che si fa dare un luogo chiesto William è uno che si è fatto solo,
in italiano autodidatta, e ha fatto tanta cosa, sa. Un pare a Corredo, Antonello Corredo, in 3 anni e mesi hanno fatto 150 video, so? Che è una cosa veramente bella. E sono in questo 150 video racconta la storia di persone che vedano conosciano, dei personaggi che manco conosciano. Ha dato vita a un personaggio illustre di Ossi, poeta e pure artista, sa? L'ultima che è Carina Bucco, William resiste addirittura gli fa dedicare una carrella che è una traversa di via San Leonardo in Literai, e ha fatto conoscere mezzo la vita di Antonio Cucca, di un video mega bello, e essendo poeta ha partecipato e partecipa ancora a concorso di poesia, ed ha vinto 2, uno in Assare e uno in Ghilarza, vedi importante, se volete fare poeta della Sardegna, e una menzione alla Lea di Ossi di un concorso di poesia che ha organizzato sul comune di Ossi. E ha fatto tanta altra cosa, però come non può annoiare, però che si approfondire sulla storia di questa Carina Bocco che è avvocato a Pizzo William, che avete una femmina che non si conosce a nessuno, eppure di Ossi. Questa femmina ha adaptato su dono dalla natura, su dono di cantare in poesia, la poesia improvvisata. Però in questo tempo ha battagliato sulla discriminazione, sul maschilismo, che tanto fu meta forte, video, meta ancora, sul maschilismo è chiamata che ogare. E questa femmina, William dell'avvocato a Pizzo, l'avvocato a Pizzo pure sa tutto quanto ciò che ha fatto questa femmina. Devo andare in corso, è una femmina che voi, sul studio che ha fatto William, ha fatto una serata di poesia da cantare la Sardegna, comparare a Sosomine. Però in questo tempo a cantare in palco, questo Sosomine fu di una cosa che non si deve fare. Questa femmina deve fare solo viso, fare sapopida, cocchinare, saponare e basta. Quindi questa femmina, immaginate, canta tipico sopportare, può andare avanti, sa su dono che la natura l'ha dato di cantare in poesia. E tutto questo dell'avvocato William a Pizzo, tanto è vero che il suo comune l'ha dedicato una carriera. Come a William facciamo del suo libro, naturalmente, non può annoiare. A William gli sono domandare come te la conosci questa cappa, non Ramos? Ma intanto vorrei dire una cosa, che Caterina Porco e Romea Casu sono soggetti ispiratori che non ho conosciuto di persona, mentre questa capa è vivente, seppur vegeta. Quindi è come, immaginate me che incontra Romea Casu, a cui dico guarda ho dedicato un video, quindi mi fa una certa impressione questa, mi mette anche un po' in soggezione. Per quanto riguarda K, che è uno pseudonimo che ho dovuto usare perché la società in cui viviamo è molto ipocrita, e quindi se io avessi citato il suo cognome, lì probabilmente mi avrebbe autorizzato a citare il suo cognome, ma la famiglia borghese, questi vigliacchi, mi hanno fatto capire che, ovviamente che non sarebbe stato possibile. Ma il 2019 è stato forse uno degli anni più importanti della mia vita, perché scoperte intellettuali, insomma, umane, eccetera. Ho conosciuto questa ragazza, allora io ho conosciuto Aisha nel marzo del 2019 in un campo profughi, una ragazza nigeriana con cui ho avuto un fidanzamento che è durato un anno. Nel suo entourage c'era questo John, insomma, un ragazzo pieno di grazia che cercava sempre lavoro in costa, però era sempre mal vestito. Io vado lì, dice faccio i colloqui, non mi prendono, non solo per il colore della pelle, ma perché vado lì con i vestiti distrutti, insomma.
premessa importante. Poi, qualche mese dopo, incontro John, era seduto presso questa chiesa antica, a Sassari, insomma, anche se nel libro non lo dico. Era una mattina, forse era la primavera del 2019, l'ho visto come una figura familiare, come lo sei tu, abbiamo parlato, sai come stai, lui stava cercando lavoro a Santa Teresa di Gallura. A un certo punto è sbucata questa cappa, questa ragazza che vi devo dire non è stato un colpo di fulmine, però mi ha colpito perché ha salito le scale e poi a un certo punto si è materializzata davanti a questo ragazzo che necessitava veramente di un vestito, di una cravatta, no? Perché i borghesi pretendono non la sostanza ma l'apparenza. Questa minuta cosa ha dato un vestito che solo Charlie Chaplin insomma usava, insomma un vestito elegante da cameriere impeccabile. Io sono rimasto stupito perché un attimo prima parlavamo del suo disagio, della sua mancanza di lavoro. I due hanno parlato in inglese, quindi non ho capito, forse avrà detto guarda questo l'ho preso da casa, suppongo che abbiano. Poi John l'ho rivisto pochi giorni dopo, gli ho detto ma quella ragazza sarà di Sassari? Sì, dice di Sassari, ha un cuore grande, insomma, in poche parole. Dopo 10 giorni, follia allo stato puro, passo al corso e sento polizia, la macchina che suona, le macchine di servizio, confusione, panico. E vedo la medesima ragazza che aveva regalato il vestito a John, presa dalla polizia a calci in culo, l'hanno caricata in macchina. Io gli sono rimasto basito, ho detto ma c'è 2 più 2 non fa più 4. Dico ma com'è possibile che una ragazza che dona un vestito da 800 euro poi si trova in mezzo a questa situazione perché ha cercato di dissipare una vittima? Ho ritrovato John e gli ho detto ma John, io ho visto la medesima persona comportarsi così e non ci capisco più niente, è un angelo o un demonio? E lui così mi ha detto no guarda è una ragazza che proviene da una delle famiglie più potenti di Sassari, mi ha detto anche il cognome, poi su Google l'ho cercato con discrezione, però poveraccia è 7 anni prigioniera della droga. Io sono rimasto così ad ascoltare in silenzio. Ma com'è possibile? Una che... Poi mi ha detto sai è vissuta nella bambagia fino ai 21 anni, gli hanno regalato il pianoforte a 8 anni, se diceva Oxford, a Oxford la mandavano, non gli mancava niente, dice. Però è stata, dice, ingannata in un party, insomma, dal fidanzatino. Così poi ho appurato successivamente. Ora, voi penserete, a quel punto ti sei innamorato, c'è stata la relazione? No, poi il caso ha voluto che io, andando in biblioteca nel centro storico, vedessi sempre questa cappa, no? Quasi sempre fatta, sbronza, barcollante, alienata, vinta e sconfitta. Avevo nei suoi confronti un naturale, non c'era malizia, ma un naturale atteggiamento pregiudiziale, cioè non gli negavo il saluto, parlavamo, addirittura vi confido che ho avuto con lei un fugace, insomma, rapporto sessuale procurato da lei stessa, non per denaro, forse mi piaceva. Però neanche quel fugace rapporto sessuale è avvenuto tra l'altro in una casa del centro storico che aveva le caratteristiche di un mondezzaio. Infatti io ci andai lì con John perché gli dissi ma dove abita? Ma la mattina sta qua, poi la notte va a dormire in un castello. Mi trovavo in una situazione veramente surreale in cui non si capiva, non c'era coerenza logica alcuna, insomma. Poi gli anni passano finché arriva anche la pandemia, insomma l'estate scorsa, la vedo sempre lì, è prevedibile incontrarla in questo baricentro dove a mezzogiorno, dove neanche a mezzogiorno, come ho scritto, c'è un elemento di sole. Poi è successo che 2 mesi fa
nell'unica giornata funesta d'estate, l'unica fredda, un po' ombrosa, io sono passato presso il centro storico e lei era in questa piazza completamente sola, sembrava che non ci fosse anima viva nei paraggi, e sono andato incontro, ho detto tanto parte il pullman a mezzogiorno, sono le 11. Avevo tra le mani dei fogli volanti, c'era qualche mia poesia, insomma. E lei mi ha detto, cioè vado lì, lei era seduta all'indiano in questa lastra di cemento, io vado lì, aveva le cuffiette, forse aveva anche fatto qualcosa sul piano fisico perché era incredibilmente rilassata, ma lucida, sufficientemente lucida, tanto che mi ha detto, ma hai delle ricette mediche, insomma, dei problemi di salute? No, grazie a Dio. E cos'hai? Mi guarda, sono delle poesie. Perché scrivi poesie? Ora, in questi 4 anni, siccome questi poveracci hanno sempre il fuoco sotto il culo, è impossibile parlare sbrigativamente di letteratura, no? E in tutti questi anni non ho avuto, se non forse in modo molto superficiale, la possibilità di dire che amavo questo genere di cose. Insomma, mi scopre, se non poeta, un culto di scrittura poetica, insomma. Mi ha invitato a leggere una poesia, mi ha detto, dai, scegliela a caso, insomma. Ed è quella che appare nel libretto, nella notte. Mai l'avessi fatto. Leggo questi 4 versi che parlano di una notte in cui bivaccano sulle strade di Genova, la scrissi a Genova, i barboni, gli ultimi della terra. Lei evidentemente si è identificata, ho toccato il suo animo, ad un certo punto si alza, ora mi verrebbe voglia di fare l'imitazione, comunque si alza e si è rifugiata proprio tecnicamente tra le mie braccia. Io sono rimasto, la cosa è durata 2 minuti nel più totale silenzio, sembra che Sassari si fosse spenta per contemplare il nostro essere naufrago. Io sono rimasto, mi ricordo che sono rimasto paralizzato per 2 minuti perché, ripeto, la conoscevo già, ma mai aveva osato un atteggiamento di questo tipo. Torno a casa e in meno di una settimana ho scritto di getto queste riflessioni, facendo memoria della volta che ho cercato di rompere i coglioni alla vecchietta, della volta che donò un vestito nuovo al nigeriano povero, la volta che donò una rosa a un passante qualsiasi, e quindi ho scritto questi 16 frammenti molto rappresentativi, insomma, del mio stato d'animo, del suo vissuto maledetto. Poi gradualmente, piano piano, ho detto, lo sai che quella cosa ha destato in me la voglia di scrivere intorno alla tua vicenda umana e soprattutto intorno al mio stato d'animo, perché in questi anni, anche se con un certo distacco, ho osservato il tuo comportamento. E lei, quando io leggo, vi confido questo, quando io leggo alcune cose su di lei mi ascolta in silenzio. Ad esempio, tu diresti, ma no, hai scritto di mio padre Serapio che non... O lei ascolta ma non dice nulla. Quel silenzio mi mette in soggezione, quindi io non trovo la forza, il coraggio di romperlo, perché mi inchino davanti alla sua privatezza, che è già stata violata dalla droga ed altri fatti micidiali. Poi ho approfondito, ho cercato di capire meglio la sua situazione. A lei, non vi ho ancora detto, per almeno 3 anni mi ha nascosto il suo vero nome, ve lo posso dire, io per 3 anni la conoscevo come Veronica. Poi ho scoperto il suo vero nome tramite uno spacciatore, no? Che l'ha chiamata per il suo vero nome. Comunque scopro che effettivamente il nigeriano aveva detto il vero circa la provenienza della famiglia borghese, che mi vengono i brividi, perché una famiglia veramente potente a Sassari. Pare che addirittura Cossiga stesso abbia partecipato a uno dei suoi compleanni, insomma, per dire che è una famiglia ragguardevole almeno sul piano economico. E il paradosso è questo, che questa ragazza vive in una condizione molto infelice, cioè
Poi siamo entrati in intimità in modo sul piano della dialettica, ho scoperto che ha una buona cultura. Quando ho scoperto il suo vero nome ho fatto una ricerca su Google, tramite il quale poi ho rintracciato l'azienda, no? Edificata addirittura da un suo lontano antenato, che poi è stata ereditata al padre. E devo dire che quando sono riuscito a rintracciare una sua consanguinea, mi sono presentato, ho messo nudo il mio animo, ho detto chi ero, che non ero un mitomane, insomma, e ho almeno raccolto la fiducia di questa consanguinea, la quale mi ha messo in contatto col padre, il quale mi ha parlato del calvario che sta subendo. Ho chiesto che studi avesse fatto, perché citavo Baudelaire e conosceva Baudelaire, citavo Sandro Penna e ricordava alcune poesie, il che non è assolutamente normale. E la cugina mi ha detto: ma lei ha sempre, in modo un po' snobistico, frequentato persone di livello, no? Prima che finisse all'inferno. Ed è la storia di una ragazza che disegna anche molto bene. Infatti avrei voluto mettere i suoi disegni, però per una questione di privacy mi sono fermato. È una persona, guarda, quando De André dice che dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori, lei è proprio un fiore che rischia di essere seriamente spazzata da un vento infame in qualsiasi momento. Probabilmente nel momento in cui sto parlando con te lei è in pericolo. Io sono ossessionato da questo, che lei è in pericolo in qualsiasi momento, e di fronte a questo destino maledetto io mi sento impotente, anche perché non è equipaggiato da chi dovrebbe equipaggiare. Allora ho pensato che forse attraverso la letteratura con modestia avrei potuto edulcorare la sua realtà e renderla immortale in qualche modo, insomma. Un po' come Romea e Caterina. Non so se mi chiede qualcos'altro. No, è chiaro che stiamo facendo un dramma che atticchi bene in un boido, in uno più valore antico come in tempo una volta, in due la gente si crea bene, baia da troppo valore, sa droga è altro tipo di dipendenza, non su atticchi in due non va valore, secondo me, un boido umano, e in questo boido umano atticchi proprio tutto, la cosa che sul contrario del sapore, si crea bene, cultura, eccetera. E poi ho assistito involontariamente, quando siamo andati a fare in questo, questa serata la Lucciola, questa serata culturale che Salvatore e Bella che Bivoni, proprio sul centro storico, a partire da una scena che mi ha proprio provato me a livello umano. A un certo punto mi nada che potevi andare sempre sentato, devi fare con una persona, della poeta, passito, un abbraccio lungo, e poi issa che fa la da giosso verso il corso, e il suo è bello nel video, e a un certo punto con Cabascia e copia di un pianto che Deo non aveva mai ido a una persona, a un uomo soprattutto. E quindi la pregunta viene spontanea. Ti sei innamorato di questa cappa, di questa femmina che, scusa, sì, la Porto K ha un nome di questa vittima di questa droga, e noi sappiamo di K ad un umano fino a meta, non solo in Sardegna ma in tutto il mondo, di questa vittima di K fino a meta. A quella che sono siete veramente a tutto pianto, fu veramente sincero e umano, quindi ha pulito me da amore il suo confronto di questa vittima. Si è innamorato quindi. Ma diciamo che penso che De André, Georges Brassens, Leonard Cohen avrebbero prestato la medesima attenzione che provo io per lei, perché forse innamorato è una parola grossa, diciamo che provo qualcosa che assomiglia all'amore.
Se avessi avuto 18 anni, 25 anni sarei imprudentemente colto di lei. Il fatto di avere 47 anni, l'età anagrafica mi dice stai attento, non ti puoi buttare così. Quindi c'è questa valvola che... Sono sinceramente preoccupato perché sono entrato nell'intimità del soggetto, una persona sinceramente profonda. Sì, mi sarei innamorato in modo pieno, totale, esclusivo, assoluto se l'avessi conosciuta un giorno prima del tracollo. Infatti gliel'ho detto anche stamattina, se t'avessi conosciuto, che ne so, nel 2012, 13, forse 14, prima che tu venissi ingannato da questa faccenda, mi sarei innamorato, perché è una persona veramente, una persona profonda. Poi devo dire un'altra cosa, ha una qualità che non ho mai notato nelle ragazze che l'hanno preceduta, ascolta. È una persona che ascolta molto e soprattutto riesco, nel senso bello della parola, a ipnotizzarla. Ora mi viene in mente il progetto, appunto. Ad esempio io sono un po' incavolato, no? Con la miopia dei familiari che conosco e non conosco, perché è successo che per quanto riguarda il mese di ottobre è stato emblematico sul piano umanistico, mi sono inventato questa cosa. Per puro caso ho riletto un articolo di Pasolini, no? Sulla droga. Lui diceva chi si droga ha un voto di cultura. L'ho preso alla lettera, perché per me Pasolini è un Socrate moderno. Io ho sperimentato questa cosa con lei che già aveva comunque in passato frequentato intellettuali, la mamma legge, una donna molto forbita, conosce Proust ad esempio, Oscar Wilde. E quindi in modo un po' itinerante, perché io non abito da quelle parti, favoriti anche dal bel tempo, fine estate, ho proposto delle letture, gli ho raccontato anche delle leggende locali di Ossi, che ho raccontato con Antonello su YouTube. Lei semplicemente rimaneva incantata. Poi, ma quella partecipazione, quella deferenza che nessuna donna prima di lei aveva dichiarato. Questo progetto stava andando bene, poi è molto complicato, c'è praticamente un tipo che la controlla, pare col permesso del padre, insomma. Però su questo posso dire poco perché per ovvie ragioni, per la mia incolumità. Ero riuscito tramite questo progetto a conquistare anche la fiducia io lo chiamo ironicamente della sua balia mentale, no? Di questo straniero che la controlla. Potete immaginare come la controlla. Quando ci vedeva seduti in questa chiesa, lui passava e lei magari andava incontro l'impulso della droga e lui diceva, mettiamo che si chiama Filippo, no? Diceva a questo Filippo, no, K, stai lì con William, non ti preoccupare, io adesso vado a pagare la bolletta della luce, ho le mie cose quotidiane di cui occuparmi, stai lì. Sembrava quasi che io avessi alleggerito i pesi di questo Filippo, nome di fantasia. Il progetto stava andando bene, tanto che ci siamo dati 5 appuntamenti soltanto nel mese di ottobre, anzi il mese di ottobre, perché poi a settembre ancora non avevo pensato a questa cosa. Ed era molto partecipe. Io mi ricordo un giorno che mi ha seguito per 3 ore. In quelle 3 ore non si è ricordata neppure di mettersi una sigaretta in bocca. Sono tornato a casa felicissimo. E lì ho capito che forse avevo trovato la chiave giusta per condurla gradualmente, con grandissima pazienza, verso una comunità di recupero. Infatti, se voi avete sfogliato il libretto, si conclude nell'epilogo che lei, 26 ottobre, mi ringrazia per avergli trasmesso in questi 4-5 appuntamenti queste emozioni. Partecipava, addirittura mi ricordo che un giorno in modo un po' sbrigativo ho preso una mia poesia e l'ho messa in tasca così come se fosse qualcosa di... E lei mi ha detto, ma perché l'hai messa in tasca così? Rompi il foglio, tu non rispetti le tue poesie, mi ha detto, tu immagina che sensibilità. E io ho detto, ma è solo un foglio, ma quel foglio contiene una composizione tua, non puoi trattarla così. Poi il quinto appuntamento non l'ha rispettato.
Vado lì, nel medesimo luogo, e non c'era. Io vado in tilt, chiedo ai ceffi se l'avessero vista. Uno mi disse, il più sincero del gruppo, guarda, deve essere lì dalle parti del mercato. Vado lì, cazzo, ed era, stava fumando canne con questa balia mentale. La quale balia, precedentemente, vi ripeto, era contento che tra di noi ci fosse questo sodalizio, perché alleggeriva un po' i pesi. Tale balia commissionata dal padre stesso, che deve essere uno disperato, quindi vabbè, io vado incontro, per poco non mi mette le mani addosso questo qua. Mi ha detto, ma cosa vuoi, cosa cerchi da lei? Continua a essere insistente, ho saputo che stai scrivendo un racconto su di lei, poi cosa hai in mano? Avevo un libro di Moravia, mi pare, una cosa qualsiasi nel senso casuale. E io ho detto, un libro, e poi la cerco perché provo per lei dei sentimenti particolari. Tu non me la racconti giusta, insomma. Deve essere successo qualcosa. Non so se l'iniziativa sia sua o se sia stata ispirata da qualche uomo dietro le quinte, perché la medesima persona era diventata dal dottor Jekyll a Mr. Hyde. Ho detto, ma sono la medesima persona che rispettavi mentre io parlavo di Baudelaire con K. Sono la stessa cosa. Niente da fare. Da quel giorno, miei cari, io mi trovo in una situazione veramente allucinante, perché infatti io sto pensando, non so se sia la cosa giusta, almeno di chiedere delucidazioni, non denunce, alla polizia, per chiedere se è lecito che quest'uomo, che non è neanche un suo consanguineo, si permetta di impedirmi di scambiare due parole, perché lei comunque è contenta di vedermi, anche se sono convinto che adesso la sta plagiando, perché negli ultimi tempi l'ho trovata un po', come dire, incostante, anche davanti al mio cospetto. E la cosa che più mi rattrista è che è stato boicottato per un mistero insolubile un progetto umanistico che stava dando i suoi frutti, per cui ci sarebbe voluto non una settimana, probabilmente tutto il 2023, che mi avrebbe permesso appunto di condurla nel luogo più opportuno per curarla. In tutta questa faccenda non ci sono i genitori sono incredibilmente latitanti. Io ho un canale aperto con una sua consanguinea, ma non so quanto sia sincero. È la storia di una ragazza che evidentemente non ha dei amici forti, parenti forti, per poterla strappare da questa specie di incubo. Io sto dicendo a tutti voi questo, che noi forse siamo 8 miliardi, l'unica persona che ha il diritto di dirmi fermati William è lei. Il giorno che lei mi dirà, mi hai rotto i coglioni e non ti voglio più vedere, io mi ritiro, ho la morte nel cuore, ma mi ritiro. Per adesso c'è soltanto questo ceffo che sta facendo di tutto per scoraggiarci, ma non gliela darò vinta. Sarò spina nel suo fianco, probabilmente sono divenuto la sua ossessione, perché fa delle cose inenarrabili, anche 2 giorni fa. La mia lotta continuerà finché lei non mi dirà con credibile lucidità che il mio compito è finito. Per adesso questo non è successo. C'è anche una lettera che conferma il suo stato d'animo, la sua volontà di vedermi. Sono ovviamente un po' smarrito perché ho le mani legate, perché è molto difficile, un caso molto difficile, perché è ostacolato. Ad esempio, io vi faccio un esempio banale: incontro lei, dopo solo un minuto arriva lui, come se avesse il dono della previsione, e quando arriva lui inevitabilmente, ora io ho un carattere abbastanza calmo, quindi riesco in quei momenti a ragionare, a cercare di usare la prudenza. L'ultimo attacco risale 2 giorni fa, ero anche di fretta, figurati, non mi sarei trattenuto più di 5 minuti. L'ho vista lì che beveva la solita birretta,
stava guardando un video di carattere musicale, forse rapper. Mi sono seduto accanto a lei, il telefono era di lui, perché lei perde in continuazione sui telefoni per ovvie ragioni. Appare lui, mi ha detto no, dice, mi devi restituire lo smartphone. E perché? Perché c'è lui accanto. E lei ha detto, ma no dai, adesso che stavo vedendo questa cosa, gli ho detto, guarda, K, lo faccio solo per te, tolgo il disturbo perché non vorrei che ti portassi via il telefono che ti sta regalando dei momenti, degli attimi di quiete. E quindi ecco, è una misera cosa che è un poveraccio che probabilmente ha trovato la gallina alle uova d'oro, la sta sfruttando, complice qualcuno che dovrebbe invece abolirlo e promuovere magari un progetto culturale. Probabilmente questo complice è talmente disperato che non sa che pesci prendere, è incomprensibile il suo silenzio nei miei confronti. Io penso che abbia una specie di timore, saputo che scrivo, insomma, magari sai, i ricchi vogliono sempre mettere la spazzatura sotto i tappeti. Non lo so, è una situazione molto ingarbugliata. Io mi fermerò soltanto se lei mi dirà di fermarmi, diversamente non so come andrà a finire, veramente. Poi non ho nulla da perdere, non ho figli, sono solo al mondo, non ho un focolare, nel senso nobile e pieno della parola. Quindi mi sono detto, mi metto in gioco perché tanto non ho nulla da perdere. Lì comunque devo andarci perché come fai a non vedere la Fontana Nuova la mattina? Quindi come faccio a non passare in quel quartiere dove sorge la biblioteca antica di Piazza Tola? Quindi per forza mi dovrà vedere e dovrò vedere, a prescindere dalla storia con lei. Quel luogo lo frequento ormai da 20 anni, capito? Cioè, come se alla Fontana Nuova di Ossi ci fosse un energumeno, vabbè, comunque c'è anche la Fontana Nuova, non posso abbandonare la Fontana Nuova perché c'è un energumeno. E non so come finirà, però la questione per certi aspetti è molto delicata, perché sono stato minacciato da questo energumeno, ma credetemi, io, se mi volete credere, non ho paura tanto per me, ho veramente paura, una fottuta paura di leggere sul giornale che K è schiattata per un'overdose di eroina. Credetemi, io non ho paura di ricevere una coltellata, ho soprattutto paura di leggere, e questo è altamente probabile, può capitare, che K è schiattata per un'overdose di eroina. Questa cosa veramente mi preoccupa, più della mia incolumità. Io in fondo ho quasi 50 anni, lei ha poco più di 20 anni, quindi deve ancora attraversare la vita. È un pasticcio pieno di ambiguità, di ipocrisia, di falsità. Poi dove non c'è lo Stato avanza la criminalità. L'altro giorno tu citavi la lucciola, il giorno prima un signore di mezza età che ci ha trattato divinamente mi ha detto, guarda, mio nonno è morto anche il fratello di mio nonno e il coetaneo di mio nonno, ma se fossero stati vivi loro, classe 1902, questi lazzaroni li avrebbero presi a bastonate come ratti, dice. Questi, noi non abbiamo, dice, le palle per reagire, dal momento che lo Stato purtroppo è latitante. E così, purtroppo noi abbiamo consegnato il nostro pueblo a degli arroganti. Loro, sotto questo aspetto, non mi fanno paura. Io non ho, veramente, forse sono incosciente, matto, sono impazzito nelle ultime 48 ore, però io continuerò a passare lì finché mi pare. Poi il giorno che lei mi sputerà in faccia, ne prenderò atto e dirò, vabbè, mi hai sputato in faccia, ti abbandono al tuo destino. Questo non è successo, non vedo perché io mi debbo allontanare da quest'angelo senza. Questo delinquente non ha il diritto di censurarmi, non glielo permetterò mai, né lui e neanche un suo probabile successore o collega, chiamalo come vuoi. Questa è una storia che direi veramente secondo, un applauso a quella stimola, un applauso che avete non appena visto, se lende ancora un dramma di una persona che a isso è cara, e immaginiamo questo dramma che vive invece sul genitore di questa persona, sa.
William, se sei d'accordo, Sì, leggo. fai un intermedio? O Allora, te leggo Marco? questo brano, poi diamo la parola al grande A Salvatore De Rio. perché è veramente un grande Io non ho artista. apposato la scaletta là da... Se leggo questo brano è emblematico anche su quello che ho detto. Ho come il dovere di cercarti sempre, dato che la tua vita mi inquieta, non volendo essere altro che tragica per te e per quelli che sinceramente ti vogliono bene. Noi elaboriamo un lutto senza fine, il quale, nelle culture occidentali, mi ricordava il mio caro mentore Carlino, uomo di grande fede cristiana, viene solitamente associato al colore nero. Persino sapere che posso sognarti non mi appaga più, se poi devo constatare che la tua realtà personale spesso è caratterizzata da finta calma e straniamento totale. Cara K, la tua rivolta, ti avrebbe detto Pierpaolo Pasolini, intellettuale lucido e rigoroso, benché terribile e commovente, è inutile, perché priva di cultura o fuori dalla cultura. Quando ti ho detto che queste parole erano di Pasolini, di cui avevi sentito parlare all'epoca in cui frequentavi l'istituto d'arte, mi hai risposto con fastidioso stupore: chi? Quel comunista? E io, con tono didascalico: sì, comunista, romanziere, poeta, pittore, autore di canzoni, critico letterario, saggista, politico, giornalista, calciatore, sceneggiatore, regista, attore, insomma, cara K, uno dei maggiori intellettuali del dopoguerra. Un attimo dopo averti detto queste cose, ti ho teso la mano e ti ho regalato con orgoglio le sue splendide poesie, che il suo grande amico Moravia considerava liriche e civili. Abbiamo interrompido dopo Mago, vuoi ascoltare a Salvatore De Rio? Te lo canta Salvatore? Diciamo uno dei canti che mi ha chiesto il grande William sarà Non potrò riposare. Se mi fate un coro sarà ancora più bello. Va bene. Adios, non potrà riposare. E poi riprendiamo con lui. 静音打开。
Bravissimo Salvatore, la pioggia porta a riposare. Salvatore è un grande cantante, cantatore a chitarra, canta pure cantore tradizionale e vieni sempre volentieri con noi e lo ringraziamo sempre. Grazie. Ecco Te Michele Dove, una canzone bella di amore, è scritta più di un secolo fa, che dai Bodone ai Sini, de Cerule, e chi Salvatore la valorizza veramente. Grazie ancora Salvatore. Grazie. Come torniamo a noi, William non legge qualche cosa. No, prima di dare la parola a questi grandi musicisti, vorrei leggere questo brano che descrive un po' il mio stato d'animo, insomma. Sono in uno di quei giorni in cui, come un profugo smarrito, mi pesa la tua assenza. Ogni volto d'angelo, ogni ragazza minuta che mi passa davanti sulla strada affollata del centro storico della città, mi sembri tu. Sono giorni che passo al solito posto, dove sei maledettamente di casa, ma non ti trovo. Il mio desiderio è solo di incontrarti, un desiderio, avrebbe detto Federico Nietzsche, umano, troppo umano. Ma una nebbia fitta, quasi metafisica, ti nasconde i miei occhi, è una fatalità, un mostro. Voglio non vedere più questi volti anonimi, questa fiumana di gente rumorosa che toglie pace alle nostre storie convulse. Pensa come sarebbe bello invece se per un lieto sortilegio, come nei sogni appaganti rifellini, la città si svuotasse e tu calassi dal cielo come una piccola circense attraverso un raggio di sole o una nuvola, per godere finalmente del profondo silenzio di questa nuova dimensione onirica. Già, tutto amore, viva l'utopia, dicono gli anarchici romantici francesi. Un applauso a William. E dopo un'altra pausa musicale con Gianni Spanu, Massimo Meloni e Antonio Spanu. Chi lo vedo? Ah, da voi? Ah, la fate in due, poi due. Avete sentito la già? Questa canzone è dedicatissima a K, che è fondamentalmente la protagonista del libro di William, e si intitola Cadere giù. A tema proprio. Sì, parla di tua sua dipendenza, no? Ok, cadere giù. Ti ho visto mai fatta così, le tue mani bruciano e tu non ci sei, le tue mani pregano, vorresti cadere giù, cadere giù, cadere giù, cadere giù, cadere. Oh,
solitari e inutili, ma è meglio così, è meglio così, è meglio così, è meglio così che cadere. Dimmi che cosa pensi quando stai con lei. Dimmi di no, riempie gli occhi dei tuoi falsi dei. Dimmi di no, che cosa dice l'anima che hai. Dimmi di no, se ti spaventi ancora quando non ci sei. Dimmi di no, che cosa pensi quando stai con lei. Dimmi di no, riempie gli occhi dei suoi falsi dei. Dimmi di no. Dimmi di no. Dimmi di no. Dimmi di no. Digli di no, e subito bisogna segnalare, digli di no. Grazie a Gianni Spano e a Massimo Veloni. È comodo noi Adesso si siede Maria, siete Maria. perché devo leggere una botta, una risposta. Allora, chiudiamo così con, almeno per quanto riguarda questo libretto, poi dopo ci siete voi dopo che finiamo. Niente pesa tanto come la solitudine coatta, imposta dalle circostanze e nel tuo caso dalla droga che ti serve forse K per riempire un vuoto affettivo. Il mio ideale sarebbe vivere con te una vita conforme ai principi essenziali, necessari. Anche tu, inconsapevolmente, a causa del consumismo stupido e violento, contro il quale nutro un odio a oltranza, fino alle estreme conseguenze, hai perso, come molti ragazzi sensibili e infelici, la tua preziosa individualità, che ti serve ad affrontare la vita con più coraggio, magari iniziando tenacemente a coltivare i valori della cultura e i soli, questo detto senza retorica, che possano dare dignità a una vita umana. A presto, credo nella tua palingenese. Con affetto, William. Il giorno dopo K si trasferì in via Paradiso ai piedi di una rosa, dove già visse nell'Ottocento, bambino, il poeta americano Ezra Pound e sua madre Isabel. Da qui K mi scrisse queste parole cariche di intensità e con un velo di speranza crepuscolare. Non prevedevo da parte sua questo tono empatico espresso in poche parole emblematiche. Mi hai rassicurato quando pensavo che nessuno l'avrebbe fatto, ed ora penso che resterà di noi, se non dei flebili momenti di nostalgia nella quale ognuno saprà guardare del presente mancato di noi stessi. A volte, anche se a volte tua mi sento, forse mi sentirò, ok? K, la tua barbaricina. Ed è proprio un'esperienza di anno fa, di una piscina a Savuro, parliamo di una piscina normale, poi che racconta in questo disaccato, in questo disimpegno, e noi non riusciamo a cantare da uscire. Infatti è stato bello, un dibattito, può rionare decomente nelle uscire da questa situazione. E poi legge una poesia che lei ha dedicato in questo anno, in questo periodo che appunto che è una piscina. L'ha poi chiamata Anna, ma non se n'era da Anna,
una questione di privacy, tutte molto dure, e comincia lui. Anna vive in Sangustia, inghiriata da un turzo sottotora, anima e corpo li divora. Anna vive sola, mamma e babbo in chelo leato a covio, su frate puro, troppo primidio. De essa niuno si lea cura, Anna che rutta in suo butto, issa tribulia si infungutto. Anna disizza solo amore, Anna ada in suo gioio sa morte, la vessigi sa mala sorte, niente giochia sopilos, droghe e alcol la consuma, benni da este una querena. Anna trazzata da gioventù, bolla in alto che forza croca, incustate, ranzica di tristura, Anna e ticchirria da sazente, chi li passa serente, ma surdos e indifferente, casa nascede una nuova freschita e spero che Anna torre da vita. E versiamo torna più che la parola a suo duo, che suonare una cosa bella di questo gruppo, di Ossiso, che di Ossi, per esempio mi mette contento e fiero, fu un gruppo una volta, però non si comprende per quale motivo, se sono i Gonzalo, e una chiesa che hanno invitato noi a una serata di quella che hanno fatto di filo, intitolata Sonos, Cantos e Poesia, e si sono tornati a corsiare, si sono tornati a formare un gruppo, che non dico si sono solo Gianni, Massimo e Antonio, e sono fatti la prova di questa sala di musica del suo piano, quindi è un gruppo osseso, i due cantano una canzone patriottica, proprio identitaria, che abbiamo veramente bisogno. Un applauso di chi grazie a te, la cantano un'altra canzone. Sì, cantiamo un pezzo molto vecchio che aveva scritto al Massimo, decisamente più di 20 anni, 23 forse, una cosa del genere. È un pezzo che parla del tempo, di quanto sia importante il tempo, no? Il tempo esiste a tutto, fondamentalmente il tempo è padrone di noi stessi e di tutto quello che ci circonda. E si intitola Madre del tempo. 1, 2, 3, 4. Hai smesso di dormire, la notte è lunga e a piedi devo
cuore, lasci morire tuo figlio di dolore, madre del mare, del giorno e della storia, lasciami ancora nascosto nella memoria. Un mondo senza ombre, e vince la pace, il suono delle trombe, terra che cadi a pezzi sull'asfalto, voglio volare, accetto un grande salto. Madre del sole, espandi il tuo calore verso la sera, riluci al tuo splendore. Madre del fuoco che accendi ogni foresta, spegni il tuo ardore, venendo alla mia festa. Madre del tempo che chiedi la mia vita, lasciami ancora curare questa ferita. Madre del vento che soffri senza fine, e fammi tornare indietro sulle colline. Madre del sonno, hai smesso di dormire, la notte è lunga e a piedi io devo partire per arrivare domani al mio destino, senza il mio corpo lasciato lungo il cammino. Grazie. Ok, prego. Salvatore De Rio lo canta, di te lo canta Salvatore? Adesso decido. Adesso decido. Il Camino usa questa parte. Un applauso a Salvatore De Rio. Qui ho chiamato un po' di caletta, se lo vago. Però William, ti invito a venire qua, perché La canzone Bande lontana veniamo è qua. una canzone ricca di sentimenti, una storia reale, una storia vera. No, poi Como si
bravo giocatore, veramente bravo, perché una canzone vero difficile da cantare, infatti non la si sa intendere di cantare dai meda come te, è vero difficile come te melodia. Una poesia scritta da Antonio Strin di Usilo, Esatto. e faida proprio di una disgrazia, non capitata nel momento sanno, però per stata poi la sorte quando si pone si impegna a meta, una ne parla di una rocca che entra in una domo e bocchi una creatura sugli oculi, si acculla, una disgrazia che ha da meta manna, poi saida e nel nachitato, una cantone che Berta sa un aiuto come danno si giro. Esatto. Bene, seguiamo con questa presentazione del libro di William Simola e non legge poi William io devi dare se qualcuno ti vuole fare qualche domanda Sì, dopo che leggo questo frammento. come leggete una. Allora, la droga è una cosa orribile, noi per fortuna, io non so cosa sia, il mio parentato non sa cosa sia, però indirettamente ho visto che è un mostro, perché è un mostro che uccide i sentimenti, la speranza soprattutto, no? Per cui non puoi concepire con una persona così fatta un semplice gesto banale, no? Spesso la banalità ci fa sbadigliare, ci annoia. Nel caso specifico la banalità invece sarebbe salvifica se questa aprisse gli occhi, lei e chi vive in questo mondo atroce. Ad esempio, con te semplicemente non c'è la possibilità di altre cose. Fare l'amore, prendere un caffè con calma, presentarti un amico genuino, regalarti un gatto o una rosa, andare al mare o una festa di compleanno. Insomma, K. Questo significa, modestamente, cogliere ed apprezzare il senso fascinoso della banalità della vita. Un'operazione ardua per te, che sei così fragile, umorale, folle, incapace di assumere il comando della tua personale situazione. Mi sarebbe piaciuto includere i tuoi bellissimi disegni su questo mio modesto libro, con il quale sto cercando di raccontare la nostra strampalata amicizia. Tu, mentre sto scrivendo queste corbellerie, ancora non sai niente. Avrei voluto dirtelo l'altra sera, ma ti ho sorpreso nella tua condizione abituale, immersa tra le paradisi artificiali, senza Baudelaire nelle vicinanze, purtroppo. A volte mi chiedo come fai a sostenere questa vita senza scopo, cose, esseri, significati, sentimenti, elementi naturali, sogni, ti lasciano indifferente. Sai, di solito riesco a fare aprire le persone, anche le più tetragone e irremovibili, ma tu, specialmente quando stai male, sei come di sasso, senza un'espressione umana, completamente apatica come una bambola di pezza immersa nel più totale nonsense del tuo veleno quasi quotidiano. Una tristezza incredibile. Noi che cattiamo su che ha scritto William, su che ha scritto questo libro, cattiamo su uno che descrive su chi poteva essere e su chi invece non poteva essere, capite? Questa droga da segato tutto sa cosa che da bello poteva capitare. A questo punto ti domando Se vogliono farmi qualche domanda retorica, sono qua. se qualcuno vuole fare qualche domanda a William, Questa allora specie vuole di- fare una domanda, comincia tu, va bene. Bene, bene. Penso che forse William non si sente intrappolato in una guerra di maladeismo. Ed in effetti è vero che la droga non coinvolge da voi un'adolescenza in cui una novità della droga, dunque
sa classe mia di appartenenza viva da spesso, mi luia spesso, ed io la posente ida come che una cosa difficilissima da affrontare è più manna di a noi. Io si sente di in quella situazione con K. Io gliel'ho già fatto abbastanza. Ah, tu l'hai già fatto? L'ho già fatto. Pier Michele Kirk l'ha già fatto un'intervista in un ufficio a Casalzano. Vabbè, ripudiato. Ma io posso solo ripetere una cosa, che allora vi dico una cosa che ho dimenticato poco fa. 30 anni fa è probabile che questa cosa mi abbia insegnato. Io 30 anni fa, forse era il 92, 93, in una giornata qualsiasi di sera, forse era un sabato, mi stavo recando a trovare il mio compianto maestro Carlino Murillo, quando fui sorpreso da un temporale, no? Lì dalle parti del corso. Ero giovanissimo, 17-18 anni, e mi sono rifugiato in questo portico di un palazzo borghese dalle parti di Piazza Castello. Entrando lì c'era già una ragazza minuta, accucciata in un angolo. Mi sono anche un po' spaventato perché entri lì, ha ceccato la pioggia, ho avuto intriso di... E vedo questa che era naufraga quanto me. Continuava a piovere, infatti non c'erano i cellulari all'epoca, e mi sono detto mi dispiace perché Carlino mi sta aspettando, insomma, un'uomo all'antica, insomma, guarda l'orologio. Ma non potevo fare diversamente perché diversamente mi sarei preso una polmonite, e quindi mi sono messo a parlare con questa ragazzina minuta. C'è un video su YouTube che si intitola Le cose della vita in cui racconto questi episodi. Ho parlato con questa ragazza che avrà avuto forse 1 o 2 anni meno di me. Io sono del 75, forse lei era del 77. Abbiamo parlato di tutto, dall'adolescenza appena superata, insomma, non c'era ancora la tecnologia che c'era oggi. Poi ad un certo punto, come direbbe Leopardi, cessata la tempesta, e lei così mi ha detto, mi ricordo che più o meno mi disse così, no? Mi disse di salutargli il futuro, qualcosa del genere. Ripeto, ero giovanissimo e questa cosa io l'ho presa come una battuta, una stupidaggine. Poi 2 o 3 giorni dopo ho preso forse la Nuova Sardegna, il manifesto, e ricordo che sfogliai il giornale e ho visto, poi ho una memoria fotografica, e ho visto la foto di questa ragazza in cui si raccontava che era morta di overdose di eroina. Poi una mano anonima aveva, diceva l'articolo, lasciato una rosa sul suo petto. Morì questa ragazza, mi pare che si chiami il fosso della noce. Dovrebbe essere quei gradini in via... vabbè, ora... Sì, bravo. Mi colpì tantissimo questa, mi sentii ingiustamente, profondamente in colpa. Io non avrei mai pensato che quella persona sarebbe morta dopo 2 o 3 giorni. Forse avete intuito cosa sto per dire. Ora, 30 anni dopo mi capita questa cosa, questo déjà vu, con la differenza che mentre la prima ragazza l'ho sfiorata, questa invece c'è stata anche dell'intimo. Quindi io vivo col terrore, forse esagerato, non so per voi, di prendere il giornale, di leggere che è morta anche lei. Io a quel punto mi si fermerebbe il cuore, perché sarebbe una cosa insostenibile, anche perché conosco K, è una persona di una bontà, di una generosità. La cosa incredibile è che lei, c'è una bellissima canzone di Marco Masini, io anni fa ridevo snobisticamente circa con questa pioggia nei capelli, perché non fai? Circa questo testo che mi sembrava stucchevole. Invece devo ammettere che purtroppo Marco Masini veramente riesce impeccabilmente a descrivere il nostro lutto. Quella canzone io non posso ascoltarla perché mi distrugge il cuore, ma non perché non è stucchevole, è veramente realistica e vera. Masini ha avuto la capacità 30 anni fa di descrivere molto bene il lutto delle persone che hanno a che fare con questi soggetti fragili.
E dicevo, la K ha questo strano atteggiamento che è assassina nei suoi confronti ed è un angelo impeccabile nei confronti di tutti e di una bontà unica. Io non ho mai conosciuto una donna così generosa, empatica, si toglie il pane da bocca. Io l'ho vista, ha regalato ad esempio un vestito costoso a un ragazzo che doveva fare un colloquio di lavoro, per cui doveva essere impeccabile in ufficio, eccetera. E anche questo elemento non mi dà pace, perché io vorrei riuscire a trasmettergli un po' di autostima, perché evidentemente la ragazza non ha alcuna stima nei suoi confronti. Qualche giorno fa mi ha detto una cosa orribile, per cui l'ho quasi mandata a quel paese per impulso. Mi ha detto: l'amore per me, a me l'amore mi fa vomitare, proprio parole testuali, mi fa vomitare come il mio essere. Una cosa veramente deprecabile e significativa, fa capire che proprio non ha un briciolo di autostima. È un impresario, però ripeto, la mia unica paura è quella di dover leggere sul giornale che non c'è più. Non so come reagire. Spero di dire una grande cazzata, una grande sciocchezza, però io non posso, non accetto, non tollero che... Guarda, io posso tollerare la presenza di un umascio, i due vurriali in terra, forse sono un po' classista, ma lei non ci fa niente lì, non ci fa assolutamente nulla. Questa cosa per me è perentoria. Non avrei fatto questa serata, non avrei scritto questo libretto, non vi avrei coinvolto se non fossi stato così preoccupato. Poi chiaramente ho la mia vita, non è che sto sempre attaccato a lei. Se biblioteca vuole che io comunque vada da quelle parti, e non sono ipocrita, ovviamente la cerco anche per vedere come sta, perché ad esempio stamattina l'ho sorpresa che parlava con uno spacciatore, si stavano mettendo d'accordo magari per il giorno seguente. È una cosa orribile, io veramente non vorrei essere suo padre. A volte mi chiedo come facciano certi genitori a sostenere questa realtà orribile, semplicemente orribile. Comunque coltiviamo una speranza che non sia ingannevole, come diceva Leopardi. Io vi ringrazio per la partecipazione. Adesso do la parola a loro. Ok, facciamo la cover di The Sound of the Silence di Simon e Garfunkel nella versione in sardo di Andrea Parodi e di Tazzella, perché è una canzone che ci ha chiesto William di farla, perché è una canzone che gli ricorda un particolare legato al K. Niente, Deo Tigheria Maria. Quando torna in due esa cara de Madonna para un'ombra indecifrabile, un mistero indefinibile, tutto un mondo y no conozco a dai cegus de esos ojos tú no sé. Maria, su silenzio gasaduro, questo è cuore mamma ora, questa è una calma che mi assusterà, che mi fa vedere più fragile, un tormento che mi serra su sentimento, il coro mio. Tu no sé, María, es su peligrosísimo, yo te porto mi soffio, un pizzino canto chi vede,
si rifugge so giocato a fare male questo giorno sulla giro privato e pineria. Grazie e complimenti a William. Io vi saluto con questa poesia di mio nonno sul fatto che in vedere capitato a Reione si mi danno sameghe imbriaco commente i savveghe 2 litri di vino a poco fare fia con figlio mio l'ha ponato 2 se te pure o so te calzeghe credi chi te canto vi accotto manca figlio mio a poco notto. Bene, noi lo ringraziamo per la famiglia di essere venuto alla presentazione del tuo libro di William Simula e te ne potremo tirare dalla esperienza di William. Speranza è che io penso che è solo un'opinione mia che questa vita è un cammino che noi si agattano tanto pericolo e si trova che è un pericolo, però penso pure che uno che ruede in un pericolo che va sempre qualche boito dentro di noi e questo boito ecco perché noi non siamo impegnati meta a giocare dinanzi alla cultura, alla musica e tutto ciò che è riuscire e conoscere comunque convivenza dei cari pari e quando non mancano tutte cose che ti creano astinenza, ma nel senso di amore, di passione e capita una questa tragedia, questo buio bene di pieno di questa droga e altra dipendenza, che giocano inevitabilmente a una fine inesorabile, proprio come si può giocare questa gente William è da ammirare ed è veramente una persona che si pone in gioco fedele con i suoi genitori, con i suoi amici, però questo mondo di questa droga è un mondo che mi gira a me di nari, interessa, e l'unica che ne può uscire da questa storia è proprio K, che non deve essere lontana da questa vita, da questo amore, da questa cosa bella, ma deve essere vicina a questo amore e a questa cosa bella di questa vita. Capite? Sono una giovane che ha compreso, conosce il patto limba, è amante dell'arte, quindi è una persona in meta che ama questa vita. Non dico come te si può giocare, solo i samatissimi potrebbe uscire da questo, secondo me. Comunque ringraziamo da William che nos ha dato un tema meta attuale. Mario, no, posso aggiungere 2 cose, sì. William, se mi permesso. No, volevo brevemente citare Don Gianni Cupido, no? Gianni Cupido si era occupato tantissimi anni fa di tossicodipendenza, di cercare di
di togliere dal baratro della droga moltissimi ragazzi, in alcuni ci è riuscito, e siccome tra me e lui c'era un ottimo rapporto tanti anni fa, rapporto diciamo d'amicizia, di complicità, e mi diceva che una delle tante cose purtroppo che i tossicodipendenti, soprattutto di eroina, non vogliono sentirsi dire è quello di dire vai in comunità, portati in comunità. Quindi hanno paura, hanno ribrezzo di sentirsi dire questa cosa qua, per cui la difficoltà è maggiore tutto sommato. Pensa no? che essendo E dunque è importante che lui ci vada insomma con una certa questa comunità accanto a Nato William, va, non era adesso, comunque peggio è stata, ma si cambia, si che vuoi. Quello è. Bisogna arrivarci in modo graduale, con fiducia. È un percorso che... Però fondamentalmente deve essere lei a volerlo, come ha sottolineato lui stesso. Esatto. Io non gli ho mai detto, neppure in modo molto semplice, vai in comunità. Forse un giorno gli ho detto che sarebbe capace di fare certe scelte. Ci sono tanti modi per catturare l'attenzione di questa persona. Ora mi viene in mente anche di giochi, noi scherziamo, mi ricordo una volta stavamo parlando di letteratura e si è fermato un gatto enorme davanti a noi, no? Sembrava un vescovo questo gatto. Infatti gli ho detto, guarda, sembra che voglia unirci in matrimonio. Però non abbiamo gli anelli, quindi abbiamo prodotto degli anelli, delle fedi con dei pezzettini di carta e noi ci siamo uniti in matrimonio davanti a questo gatto che sembrava veramente un uomo di curia, insomma. Quindi per dirti che non sono incontri pedanti, solo si scherza molto. Purtroppo c'è questo rompicoglioni che interviene in modo molto patetico, perché poi ancora non mi ha trovato quel famoso quarto d'ora, perché poverino è un miserrimo che vive sulle ossa di questa disgraziata, ma non vale nulla, è l'ultimo degli ultimi, ahimè. Non vorrei veramente essere al posto di queste ripugnanti nullità. Rimane però questa specie di incubo che non riguarda, comunque non dobbiamo fossilizzarci morbosamente su questo nome. Purtroppo ci sono molti, anche a Ossi, ho saputo oggi, non abbiamo citato Ossi, ho saputo che anche a Ossi ci sono moltissimi casi di droga, qualche ragazzo compaesano in comunità. Qualcuno ha pensato che la tipa fosse di Ossi, non è di Ossi. È un problema internazionale nel quale precipitano spesso delle anime belle. Comunque io vi saluto e grazie per aver partecipato. Grazie. Grazie a tutti, e viva Giaviva, questa cosa bella, questa vita. Grazie a tutti.